Cari amici, bentornati e ben ritrovati a Spazio Vostro su Televenezia. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere come ospite Deborah Marcon. Buongiorno Deborah. Buongiorno Federica e grazie di avermi invitata. Grazie di essere qui con noi. Lei è una consulente finanziario e patrimoniale di Fineco Bank. Sei nel campo dell'ambiente appunto finanziario da oltre 25 anni, hai attraversato, diciamo così, molte esperienze, hai fatto molta esperienza anche in altre banche, se posso nominarle, come Sì. la Banca di Credito Cooperativo, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca Investis e poi sei arrivata a Fineco Bank. Il tuo ruolo è quello di occuparti appunto della gestione patrimoniale di aziende e di famiglie. Quindi hai un'esperienza nel campo dell'ambito finanziario molto lunga e molto importante. Come è cambiato il modo di fare investimento in questi ultimi anni, diciamo all'incirca 10, 15, 20 anni, perché sono cambiate tante cose nella società e anche gli investimenti, diciamo così, tipologia di investimenti si fanno adesso e come è cambiato il modo di farlo? Allora Federica, la tua è una bellissima domanda, nel senso che noi siamo in continua evoluzione, facciamo corsi di continuo, proprio perché gli investimenti sono sempre in movimento. Mi piace definirlo così, un movimento. E in questi anni abbiamo visto un mercato che all'inizio presentava delle azioni o comunque dei titoli che rispecchiavano la loro reale situazione patrimoniale e finanziaria nell'azienda. Purtroppo questo ora non lo è più, perché il mercato è molto volatile ed è volatile per tantissimi motivi. Lo possiamo vedere anche adesso con Trump, nel momento in cui lui pubblica un Twitter o dice qualcosa, noi vediamo una volatilità pazzesca sui mercati. Quindi tutto è molto modificato rispetto a tanti anni fa. E sempre quindi anche in evoluzione. È sempre in evoluzione, ci sono prodotti nuovi. Una volta avevamo soltanto i BTP, non so se ti ricordi, certo, BTP Future, BTP, depositi a tempo, bravissima, CCT e quant'altro. Oggi ci troviamo ad avere un mercato con una varietà di prodotti veramente grande. Si parla di ETF, si parla di fondi di investimento, si parla di polizze, si parla di fondi pensione, si parla veramente di tanto. Bisogna imparare a conoscerli però, e questo è essenziale. Bisogna imparare a conoscere, Sì. Che siamo qui oggi appunto anche per spiegarlo. Però prima di arrivare a questo, io so che tu sei molto legata, perché sei anche una persona molto empatica, ci conosciamo, ai tuoi clienti, che sono ovviamente aziende ma anche privati. Che rapporto Fineco Bank attraverso te, soprattutto attraverso te, ha con questa tipologia di clienti? Come vi rapportate? Allora Federica, il rapporto principale deve essere per forza professionale, però nel nostro lavoro bisogna anche saper identificare il cliente che abbiamo davanti. E questo perché? Perché, come dico sempre io ai miei clienti, fare un patrimonio, okay, una gestione patrimoniale o comunque preparare un portafoglio investimenti significa fare un vestito su misura al cliente. Sartoriale. Sartoriale, bravissima. E quindi io mi sento un po' come una stilista in questo, nel senso che se io so del mio cliente vita, morte e miracoli, riesco a dare al mio cliente i giusti investimenti, ok? A volte si sbaglia, i miei colleghi o comunque le banche retail, quelle ordinarie, quindi non le banche investimento, cosa fanno? Propongono quello che hanno, ma non necessariamente quello che si ha è adatto al cliente che abbiamo davanti. Quindi è un lavoro difficilissimo il nostro. E quindi alla tua domanda, come io mi rapporto sia in modo professionale ma anche divento una persona di famiglia. Sai, una volta c'era il prete, il medico, esatto.
Le tre figure. Le tre figure, esatto, e la banca, E no? la Il direttore di banca. Certo. In un certo senso questa cosa c'è ancora. È ritornata. È un po' ritornata, è un po' ritornata, sai perché? Però con una tipologia di banca diversa forse. Brava, con una tipologia di banca diversa, con una banca specializzata in questo, Ah, ecco. che è molto diverso. E sartoriale. E sartoriale. Ti dico sartoriale perché Fineco, per esempio, è una delle realtà che ha una piattaforma aperta. Cosa vuol dire? Noi lavoriamo con tutto quello che è presente nel mercato. Quindi riusciamo a dare al miglior prezzo il miglior prodotto, che è essenziale. E quindi i vostri clienti penso siano soddisfatti di questi. Allora, come grado di soddisfazione ti posso dire che è il massimo in Italia e noi siamo la prima banca in Italia per Forbes, quindi Per Forbes. possiamo ritenerci felici. Credo proprio di sì, essere riconosciuti per la prima sì. banca in Italia attraverso una rivista. 2024 e anche 2025, quindi direi Insomma, avete stiamo facendo un avete buon due lavoro. belle medaglie, insomma, da. Brava, stiamo Bene, facendo un buon lavoro. ne sono convinta. Allora, parlando di mercati, appunto, visto che sei all'interno appunto del mondo della banca da 25 anni, si è visto nel passare degli anni una serie di crisi finanziarie e tuttora anche perché tra anche le situazioni internazionali eccetera. Che cosa ci sta attendendo? Quale sarà il futuro? Quali sono i vostri problemi? Visto tutte queste proposte che voi avete, quindi anche la possibilità, che ne so, di mettere a sicuro un capitale nel qual caso succedessero evidentemente magari delle problematiche, insomma, importanti, visto la situazione, ripeto, internazionale così complessa, visto i conflitti che ci sono in atto ad ora. Allora Federica, ti dirò che se noi andiamo a prendere un grafico, ok, del mercato, della borsa, prendiamo quella americana in primis, dal 1930 ad oggi, ci possiamo rendere conto che di situazioni un po' critiche ne abbiamo vissute abbastanza. Se partiamo con la Lehman Brothers, poi ti posso dire le Torri Gemelle, ti posso dire il Covid, ti posso dire la guerra Ucraina-Russia, cioè te ne posso dire veramente tante. Però il mercato ci insegna che dopo una importante discesa abbiamo anche un'importante risalita. Quindi la cosa che io dico sempre ai miei clienti è questa: dobbiamo avere pazienza e la cosa migliore per scegliere un investimento in questi movimenti di mercato è quella di programmare gli investimenti. Allora, io non posso pensare di fare un investimento azionario e di valutarlo di giorno in giorno, perché l'investimento azionario va valutato in 3, in 5 anni, in 10. Se tu guardi quel grafico di cui ti parlavo, ti renderai conto che dal 1930 ad oggi, ok, la borsa americana, nonostante le discese che ci sono state, e sono state discese importanti, se noi facciamo una media, abbiamo una media del 10% di guadagno all'anno. Quindi bisogna stare tranquilli, ok, e programmare bene il portafoglio. Come ti dicevo prima, noi facciamo i vestiti su misura. Cosa significa? Significa anche che io devo sapere che propensione a rischio ha il mio cliente, cioè cosa vuole dal suo investimento. Devi aiutarlo, diciamo, a scegliere il vestito giusto, in questo caso il finanziamento giusto in base a quello che è il suo portafoglio. Bravissima. Cioè io, allora, se ho un cliente che è molto ansioso, che non riesce a sopportare la volatilità, io non gli posso proporre l'azionario. Devo rimanere su un prodotto che magari gli dà una cedola ogni anno e lui è contentissimo. Se invece ho un cliente che ha un orizzonte temporale un po' più lungo, certo, perché magari più giovane, non ne ha necessità adesso, è più giovane, è bravissima, sicuramente gli proporrò una parte azionaria. Perché è più rischiosa anche. È più rischiosa, ma a lungo tempo paga sempre molto di più rispetto ad un investimento a capitale protetto con cedola annuale. Sì, questo vale anche per tutte le banche, cioè l'azionario, eccetera, quindi è sempre più rischioso. Però effettivamente diciamo che
a volte è anche bello anche poter rischiare, nel senso che Sì. se poi c'è la possibilità di guadagnare di più. Però effettivamente, come dicevi prima, se il tuo cliente è un cliente che si fa impressionare, tra virgolette, Bravissimo. no? Da una realtà che è ovviamente complessa, da uno stato, una situazione che lo mette in subbuglio a livello interiore, c'è Emotivo anche, emotivo certo, soprattutto, anche perché voglio dire, i risparmi sono il frutto del sacrificio di un lavoro, di una certo. vita, cioè perderli così vuol dire trovarsi proprio a volte anche senza niente. E quindi quando ci sono delle persone fidate, quindi perché tu dicevi prima, io entro in famiglia ovviamente, perché diventi una persona di fiducia ed è importante che queste persone affidino a delle persone preparate quello che è il loro patrimonio. Quindi avete anche un ruolo, voglio dire, molto di responsabilità. Ti senti molto carica a volte, immagino. Beh, ti direi proprio di sì. Guarda, hai toccato un tasto delicato. Io quando vedo che ci sono dei movimenti importanti in discesa, mi preoccupo per i miei clienti, nonostante sappia benissimo come poi si muoverà tutto il mercato. Che poi magari esatto. può riprendersi, Però eccetera. per dirti che noi, quando facciamo gli investimenti ai nostri clienti, è come se li facessimo a noi stessi, non so se mi spiego. Sì, E quindi nel momento in cui c'è qualche movimento, siamo anche noi lì con il cliente. Ed è questa, secondo me, cioè una vi cosa mettete un po' nei loro fondamentale. panni, Direi ecco, proprio cioè, di sì, proprio direi proprio perché di sì. capite quello che è stato il frutto del sacrificio, il lavoro, Bravissima, l'investimento, la fiducia bravissima, che vi hanno dato. bravissima. Ecco, un'altra cosa che io sottolineerei è proprio questa, che almeno io con i miei clienti ho lo stesso trattamento per tutti, nel Ah, senso che non c'è una differenza dal questo è molto cliente che bello. ha i 100.000 euro al cliente che ha i 10 milioni di euro, perché la fatica che si fa per arrivare ai 100.000 euro piuttosto che ai 10 milioni di euro è la stessa. Cioè ognuno di noi, giustamente come dicevi tu, è il patrimonio di una vita e quindi va preservato, sia che sia poco sia che sia tanto. E questa è una cosa essenziale. Una cosa che io consiglio ai nostri spettatori è quella di controllare sempre che tipo di portafoglio è stato fatto. La diversificazione dei prodotti è essenziale. Diversificare non significa prendere 10 prodotti della stessa casa di gestione. Questa non è diversificazione. Ogni casa di gestione ha un prodotto di nicchia, quindi io andrò a scegliere un prodotto di nicchia per ogni casa di gestione. Quindi la diversificazione tra obbligazionario e azionario, per esempio, un 30% di azionario e il resto obbligazionario monetario. Insomma, bisogna scegliere con lanternino il portafoglio del cliente. Complimenti. Io non sono un'esperta di finanza, però mi incanti. Grazie Federica, Per mi la grande, lusinghi. no, è una questione di grande preparazione. Amici, ci ritroviamo subito dopo con Deborah Marcon di Fineco Bank e intanto vi lascio la pubblicità. A dopo. Cari amici, ben ritornati, siamo di nuovo in onda, siamo qui a Spazio Vostro in compagnia di Deborah Marcon, consulente finanziario e patrimoniale di Fineco Bank. Abbiamo avuto finora modo di dialogare su termini e temi di carattere appunto finanziario e faccio i complimenti appunto per la professionalità che Deborah ovviamente ha, data anche che non li dimostra perché è una giovane donna, però ovviamente è un'esperienza più che ventennale per quanto riguarda appunto questo tipo di lavoro. Abbiamo parlato di tanti argomenti, adesso io volevo chiederti una cosa. Ci sono molte persone che hanno fidelizzato negli anni, ovviamente, no? I propri istituti bancari. Sono sempre, diciamo, quelli di un tempo, quelli di una volta. Poi tu parlavi prima che c'è un mercato che è in continua evoluzione, quindi cambiamenti, strategie nuove, eccetera. E queste persone sono sicure che quello sia proprio il loro modo giusto di fare investimento, cioè rimanere all'interno di una realtà bancaria che è sicuramente solida, magari nel tempo, eccetera, che ha dimostrato di essere consolidata, ma è effettivamente quello che può dargli il rendimento magari sul patrimonio o sull'investimento che
magari è un investimento, diciamo così, piatto, ecco, per dire, e che potrebbe magari essere più in evoluzione, in cambiamento, in miglioramento? Allora Federica, noi italiani, Eh, bravissima, noi italiani, quando siamo nella nostra comfort zone, certo, facciamo fatica, no? sì. Facciamo fatica a spostarci, facciamo fatica a cambiare, anche perché il nostro cervello che tende sempre a risparmiare energia, ci fa vedere delle situazioni che sono un po' diverse da quelle che sono in realtà. Mi spiego meglio. Se vediamo che su un altro istituto c'è un'offerta migliore o quant'altro, il nostro cervello ci dice no, non fare niente, non cambiare, perché poi perdi le bollette per strada, spostare i soldi è difficile, eccetera. Allora ti dirò che non è così, perché da un po' di anni esiste un consorzio che si chiama Patti Chiari che permette, ok, di fare la portabilità dei depositi, titoli e dei conti correnti nell'arco di 13 giorni con un click. Quindi il cliente Un non deve semplice fare click. assolutamente niente. Ma detto questo, non necessariamente bisogna cambiare istituto storico. Io posso tranquillamente tenere il mio storico istituto, ma per quanto riguarda gli investimenti, come dicevamo, il tempo sta cambiando e stanno cambiando anche gli istituti. Questo significa che se io devo fare un investimento, devo andare su degli istituti che siano preparati su questo argomento, che siano specializzati su questo argomento. Ecco perché nascono appunto gli istituti come Fineco, che sono specializzati, che il loro core business è l'investimento. Soltanto in questo tipo di istituti io ho una piattaforma aperta, come dicevamo prima, quindi cioè ho tutto il mercato a disposizione. Se io rimango nel mio istituto storico, giustamente come dici tu, loro non hanno tutto questo ventaglio, bravissima, di investimenti, e quindi hanno una scelta ridotta e quella ti propongono. Esiste, e non tutti lo sanno, un documento che da qualche anno le banche devono rilasciare, è obbligatorio, e si chiama rendiconto MiFID 2. Sì. È un rendiconto che viene rilasciato con l'estratto conto di marzo, può essere anche qualche mese dopo, e questo resoconto ci fa vedere le spese esplicite, che sono quelle che noi vediamo in realtà, e le commissioni implicite. Infatti Questo- devo parlare poi delle commissioni. Brava, perché questo possono- cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che gli Sono investimenti che noi ponderate, abbiamo, e io mi sento tante volte dire, ma io non pago niente. eh, Allora, io vi posso assicurare che non è vero, non è assolutamente vero. E ce ne rendiamo conto proprio da questo documento, perché in questo documento la banca ha l'obbligo di dirvi in che percentuale voi state pagando tra commissioni e spese. Non ci crederete nel momento in cui io vi dirò che abbiamo una media di mercato che va dal 3 e arriva al 5%. Tu immagina di avere un investimento dove lasci giù alla banca il 5%. Questo investimento tu sei contenta perché è un investimento che magari ti ha reso il 10%, certo. ma non sai che Che quell'investimento là potrebbe averti reso il 15% Certo. o forse di più. Lo stesso investimento, E perché non lo sai? perché tu le spese, le commissioni implicite non le vedi. Non le vedi, esatto. Allora io consiglio sempre di dare un occhio a questo o farselo consegnare, perché ce lo possiamo anche far consegnare Quindi direttamente. questo documento può lo essere- lo chiediamo nell'istituto, hanno l'obbligo di stamparcelo, di Certo. darcelo. Vogliamo ripetere di cosa è? Allora, rendiconto MiFID 2, si Ok. chiama così. Rendiconto MiFID Esatto, 2. ed è proprio il rendiconto che ci fa vedere, attenzione, non è il questionario MiFID 2, Ok. perché a volte mi succede che i arrivano. clienti che vengono da me mi dicono ma il mio consulente mi dice che è il questionario. No, cambiate consulente. No, sono due cose diverse. E allora il questionario che noi compiliamo una volta all'anno, che è proprio quello che ci serve per fare il nostro vestito su misura, Certo. dove noi dichiariamo qual è la nostra propensione a rischio, cosa conosciamo, cosa non conosciamo degli investimenti, cosa ci aspettiamo dal nostro investimento, è il questionario che noi facciamo proprio per scegliere poi assieme al nostro consulente gli investimenti.
ma il rendiconto MiFID 2 è un'altra cosa, è quello che ci fa vedere cosa in realtà paghiamo sui nostri investimenti. E quindi con quello io vi invito a venire da noi, ma potete anche appunto chiedere al vostro consulente un confronto o chiedere a qualche altro istituto un confronto proprio sui prodotti che avete. Bene, allora abbiamo parlato di finanza, penso in maniera molto alta, e abbiamo toccato di temi veramente importanti. Ti ringrazio, come ho detto prima, per la professionalità. Invece volevo parlare poi, adesso cambiamo discorso, di un progetto a cui hai partecipato. Hai partecipato perché da poco hai sponsorizzato un cortometraggio dove si parla di manipolazione. E allora, questo cortometraggio, diciamo, ha come tematica la manipolazione psicologica, la manipolazione mentale, eccetera. Però anche nell'ambito, penso, del risparmiatore, tante volte si sono sentiti temi, situazioni particolari in cui si sono verificate truffe a danni appunto dei risparmiatori. Anche in questo caso si può parlare di manipolazione e capire come poi una banca se ne accorge di questa manipolazione che sta, diciamo così, investendo, non investendo in senso, ma sta andando verso questa persona, la sta cambiando, diciamo. Allora ti direi che assolutamente sì, è manipolazione mentale. Noi ce ne accorgiamo perché vediamo dei cambiamenti nei clienti. Cominciano magari a chiederci di disinvestire senza nessun motivo, o non ti danno una spiegazione, non ti dicono perché, e poi magari vediamo dei bonifici strani, quindi dei giri strani. Con mio rammarico, Federica, ti devo dire che purtroppo mi capitano sempre più spesso persone che entrano nel mio ufficio e mi chiedono cosa fare magari in determinate situazioni. Mi spiego meglio. Giusto la settimana scorsa un cliente è venuto e mi ha chiesto cosa ne pensavo di alcune mail che erano arrivate. Era palese, insomma, che queste mail riguardassero una truffa. Però è difficile, io vedevo negli occhi di questa persona la difficoltà nell'ammettere che era una truffa, perché è più forte, appunto, torniamo sull'argomento manipolazione mentale, è più forte lo sperare e il pensare che magari posso portare a casa dei guadagni facili. Ma cosa è stato promesso, ad esempio? Allora, in questo caso qua si parlava... sviare una persona così da un... Allora, ci sono tante cose che vengono promesse. Cos'è per che esempio, adesso con le varie piattaforme che sono nate online, non so se succede anche a te, ma a me succede veramente spesso, direi una volta al giorno, che ti chiamano dei numeri e ti dicono che hai dei bitcoin da qualche parte nel mondo. No, questo non No, mi no, è a me successo. succede, ma sai perché? Forse perché Che dipende da cosa tu gli guardi algoritmi, bravissima. certo, sì. Quindi nel momento in cui ti chiama questa persona, ti dà l'illusione che tu possa avere anche solo un bitcoin da qualche parte, e parliamo di quasi 100.000 euro. Si accendono delle Si lampadine. accendono delle lampadine e tu dici, beh vabbè, ma se fosse è vero, perché non cioè provarci? ad alcuni può cambiare la vita. Sì. E quindi questo è un tipo di cosa che ti può succedere. Altre sono i guadagni facili che ti vengono promessi. A volte sentiamo, ed è una notizia di non tanto tempo fa, di quel signore anziano che ha dato i soldi ad una ragazza che è passata per casa, e su questo dopo ricordami che ti dico una cosa importantissima, delle persone che vengono a casa, ok? È passata appunto per casa e ha promesso un guadagno del 10% al mese. Allora, nel momento in cui io mi rendo conto che la persona che ho davanti mi sta proponendo una cosa che è fuori da ogni mercato, ok? Cioè parliamo di rendimenti che non possono essere in linea con il mercato, mi devo fermare. Però i guadagni facili sono un ideale, sono attraenti, perché noi siamo abituati al giorno d'oggi a vedere sia su internet che in televisione una vita sfarzosissima, certo, un qualcosa, un lusso, e quindi si punta a quello.
Ti dicevo prima, ricordami appunto delle persone che vengono per casa, perché io voglio raccomandare tutte le persone che ci stanno guardando, perché anch'io vado a casa dei miei clienti, ok? E vado nelle aziende dei miei clienti, ma la prima volta in cui metto piede consegno sempre il mio mandato. Fatevi consegnare il mandato. Le persone che vengono a casa devono avere un mandato dove i vari istituti di credito o le assicurazioni vi fanno vedere che quella persona può parlare per loro e quindi operano per loro. Se non ve lo fanno vedere, fermatevi, perché queste persone non vi possono far firmare nulla al di fuori dell'ufficio. Quindi questa è una cosa importantissima. Molto bene. Senti, grazie di essere stata qui con noi, e se qualcuno avesse bisogno di te, una consulenza o altro, dove ti possono trovare? Allora, mi possono trovare nel Fineco Center di Castelfranco Veneto, che per mia comodità ha anche il mio ufficio all'interno. Mi possono trovare su internet mettendo il mio nome e cognome Deborah Marcon, Deborah senza H, normalissimo l'italiana. Deborah Marcon, consulente finanziario. Troveranno il mio sito e io senza nessun impegno vi do la mia disponibilità per un confronto e per farvi vedere quello che gli altri magari non vi fanno vedere. Bene. E su questa promessa così importante, perché i guadagni, cioè i risparmi, voglio dire, sono il frutto del sacrificio di una vita, devono essere tutelati, e se sono nelle mani sicure sicuramente possono anche fruttare. Direi proprio di sì. Allora, cari amici, ci rivediamo la settimana prossima, sempre su Spazio Vostro. Grazie.